Affollatissimo l'appuntamento con Calici sotto le stelle a Mira, nel veneziano, che ha anticipato la festa veneta di lunedì 10 agosto, notte più stellata dell'anno. Nel parco e nella barchessa di Villa Widman Foscari è andato in scena l'appuntamento enogastronomico che si propone di promuovere le tipicità del territorio attraverso una cultura che contempla inevitabilmente il bere consapevole. Oltre un centinaio i vini d'eccellenza provenienti da una ventina di cantine italiane a disposizione dei partecipanti, con prelibatezze gastronomiche, tra cui numerose specialità a base di pesce, olio di alta qualità e risotti, più la novità dell'edizione 2015, il cosiddetto street food, ovvero il miglior cibo di strada regionale. Presenti pure gli astrofili veneti per accompagnare i presenti nell'affascinante mondo delle stelle durante le notti più meravigliosamente splendenti dell'anno in cielo. La manifestazione, oltre a creare un filo diretto con l'Expo milanese, ha voluto ricordare il terribile evento naturale avvenuto proprio in queste zone esattamente un mese prima. Una parte ovviamente del ricavato della serata andrà nel fondo di solidarietà per le famiglie e soprattutto per quelle persone che sono state colpite dall'evento calamitoso di esattamente un mese fa, l'8 luglio, per l'evento del tornado. Una riviera che è stata colpita un mese fa da un tornado molto devastante ritorna alla vita e questo è anche un segnale per molti che purtroppo hanno visto le immagini dalla TV e pensano che la riviera sia distrutta. Ecco, c'è ancora una riviera bellissima ancora da scoprire e da vivere. La sua ricchezza è data soprattutto dal patrimonio culturale che la civiltà veneziana ha lasciato nel nostro territorio, che si concretizza poi di fatto nelle ville venete che abbiamo nel nostro territorio, dall'enogastronomia e dalla natura poi che c'è attorno a queste ville, perché sono state create proprio per utilizzare la natura per arricchire l'uomo. Uno deve entrare nel mondo del vino per capire un tipo di vino come questo. È come capire un quadro fatto da un artista alle prime armi e un quadro fatto da un tiepolo. Ecco che lì la differenza è lì. Bisogna proprio capire l'arte per poter capire alcuni vini fatti da persone con il cuore, davvero con il cuore.